Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Dopo la sosta di fine anno si torna in campo per la 21esima giornata di Serie B-Win con la capolista Torino che ospita l'Albino Leffe. Granata schierati in avventura con il 4-2-4 con Verdi e Stevanovic dietro a Bianchi e Antenucci. Una sola punta invece per Daniele Fortunato, il suo Albino Leffe. Si tratta di Coco. In tribuna l'ex di entrambe le squadre Emiliano Mondonico, accolto da grande affetto dal pubblico e pronto a tornare su una panchina dopo aver combattuto una grave malattia ed averla sconfitta. Arbitra Nasca di Bari in una giornata soleggiata. Si parte subito con l'arbitro che deve effettuare la prima ammonizione dopo soli 2 minuti per questo intervento di girasole su Verdi. Primo cartellino giallo dell'incontro. Torino che parte in attacco, l'apertura sulla destra per Verdi, pallone in mezzo, Bianchi non ci arriva, non aggancia e non riesce a girare verso la porta bergamasca. Ancora Bianchi più che mai attivo, il suo controllo, la girata di sinistro e il diagonale attraverso tutta l'area piccola e va a terminare sul fondo. Come vediamo nel replay, ottima l'intenzione di Bianchi che non c'entra però lo specchio della porta dell'Albino Leffe. Albino Leffe che approfitta di questo colpo di testa di Ogbonna, il servizio di Cristiano per Coco, chiuso in uscita da Morello, vicinissima al vantaggio la formazione bergamasca. Sul fronte opposto si fa vedere il Torino, Antenucci per Verdi. Cartellino giallo per Etemai, il fallo infatti è commesso fuori dall'area di rigore come vedremo meglio in questo replay. Solo calcio di punizione per il Torino e poi invece al 43esimo girasole ancora su Verdi, secondo cartellino giallo per il giocatore dell'Albino Leffe ed espulsione. Bergamaschi in 10 uomini in questo finale di prima frazione di gioco. Si riparte nella ripresa quindi con la superiorità numerica per il Torino e lo 0-0 come risultato. E subito il Torino a farsi vedere ancora una volta in attacco con Antenucci, controlla il pallone, lascia partire il tiro e palla che si frange sul palo alla destra della porta difesa da Offredi. Antenucci si dispera. Ottima occasione per portarsi in vantaggio per la formazione del Torino. Contropiede di Foglio che guadagna questo rimpallo vincente, se ne va in contropiede inseguito da Vives, lo fa sedere, si presenta ormai al limite dell'area di rigore, viene toccato da Iori che commette fallo fuori dall'area. Cartellino rosso per il giocatore Granata, il centrocampista Iori lascia il campo. Nuovamente quindi fallo dal limite. 10 contro 10, ora il tiro di Luoni per l'Albino Leffe. Morello non si fa trovare impreparato. Il Torino sul fronte opposto, Stevanovic calcia a girare e palla fuori ancora di un soffio. Ci provano le due squadre. E questa volta se ne va sulla sinistra Antenucci, cerca di andare al tiro, ci riesce ma sfiora anche con questo diagonale nuovamente la porta dei bergamaschi. E poi questa azione d'attacco con Surraco, appena entrato cade in area di rigore, ammonizione per simulazione per il giocatore Granata. L'arbitro Dasca non ha dubbi come vediamo in questa occasione. Poi Darmian dalla destra, pallone che va sulla fascia sinistra per Parisi che anticipa, mette in mezzo per Bianchi che non ci arriva sotto misura per una possibile deviazione vincente. Chiude in avanti il Torino che ci prova, siamo al 90esimo quando Antenucci aggancia, conclusione ancora una volta di piede, risponde il portiere dell'Albino Leffe, poi Ebagua messo a terra al limite, non è fallo, protesta il giocatore Granata che commette poi anche un fallo direzione e rimedia così il cartellino rosso, terzo giocatore della gara ad uscire anticipatamente dal terreno per espulsione. Finisce così 0-0 dopo questa conclusione dal limite di Vives. Ultima occasione per il Torino che non va oltre il pareggio interno con l'Albino Leffe che conquista un punto prezioso. Torino che comunque sale a 42 punti e rimane in testa alla classifica.